lo beato Felice da Corsano, priore dell'Austiniane dello convento de Santa Catarina a Montecalvo, dallo 1518, dormeva in una rotta deliceto. Un angelo di Dio le faceva visita, no cuore o le portava no pagnottiedro, come raccontava Sant'Alfonso. Nota: il beato Felice da Corsano fu un padre agostiniano. Nacque a Corsano, attualmente contrada rurale di Montecalvo Irpino Avellino, e fu il riformatore delle regole del suo ordine, avviate a Deliceto, Foggia, casa madre della sua riforma. Secondo Sant'Alfonso Maria dei Liguori, suo grande devoto, viveva in una grotta, visitato da un angelo del Signore, e ogni giorno un corvo gli portava una pagnotta.